Buongiorno, signora, si accomodi qui, grazie. Allora, lei è stata chiamata come teste oggi, ha l'obbligo di dire la verità. Per impegnarsi a farlo deve leggere ad alta voce la formula che vede lì sul banco. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. La ringrazio. Lei è la signora Roberta Bonassia, Sì. Vero? Nata? A Torino. Quando? 4/12/84. E dove è residente? Residente a Vinovo, via Cavour 28F. Perfetto, parlando al microfono, rispondo alle domande che le faranno le parti, cominciando dalla difesa. Sì. Buongiorno, sono l'avvocato Righi, difensore di Nicole Minetti. Buongiorno. Noi sappiamo che lei è già stata sentita in un altro procedimento, però questo è un procedimento diverso e quindi saremo costretti a ripercorrere un po' tutte quelle domande che sono state fatte e porgerne anche delle altre. Lei conosce l'onorevole Silvio Berlusconi? Sì. Ci può dire in che circostanze l'ha conosciuto e da quando? Allora, io l'ho conosciuto nell'agosto del 2010, in seguito a un'intervista rilasciata da lui all'interno di un evento, ci siamo incontrati e ci siamo scambiati il numero di telefono. Dopo questa conoscenza ha avuto modo di frequentare le abitazioni, le residenze dell'onorevole Berlusconi? Se sì, ci dice quali e poi soprattutto ci interessa per se lei ha frequentato la residenza di Arcore. Sì, Arcore e la residenza in Sardegna. Quando più o meno? Arcore è il periodo che va da agosto in avanti, adesso non mi ricordo poi l'ultima volta, e in Sardegna invece proprio durante il mese di agosto del 2010. Ha avuto occasione di andare a cena ad Arcore? Sì. Si ricorda in che date? Più o meno? In che periodo? Era estate, era inverno? Era estate, ma anche durante l'inverno. Più o meno quante volte sarà andata? 5-6 volte. 5-6 volte. Come veniva invitata ad Arcore? Direttamente da lui. Direttamente Sì. dal presidente Berlusconi. Come si recava ad Arcore? Mi veniva a prendere un autista da Torino. Cioè, partiva da Milano e Un veniva a autista messo a disposizione Sì. dell'onorevole Sì. Berlusconi. Ecco, come si svolgevano queste cene? prendere. Cene normali all'interno. Parli rivolto ok. al presidente. Stava dicendo, cene normali? Sì, invitati uomini e donne all'interno della sua residenza. Si parlava, si comunicava con tutti gli ospiti, che erano quasi tutte le volte diversi. Ecco, nel momento in cui arrivava ad Arcore lei veniva controllata, veniva perquisita, le veniva sequestrato il telefonino? No, assolutamente no. Quindi come funzionava? Dava il suo nominativo e poi entrava? Sì, sapevano chi ero, quindi avevo libero accesso. Lei in quel periodo che attività svolgeva? Facevo l'infermiera. E attualmente? Attualmente sono disoccupata. Allora, la prima fase della cena, c'era una prima fase della cena che consisteva in un pranzo, una cena Sì, in si una mangiava. sala da pranzo. Esatto, venivano servite le pietanze come se fosse una normalissima cena a casa di E una quante persona. persone c'erano in quelle occasioni in cui lei ha partecipato? Più o meno? Sì, 10-15 persone, a volte anche una ventina secondo me si arrivava. C'era In parecchia che gente, percentuale erano divisi gli uomini dalle donne? in maniera equa. In maniera equa. Chi conosce fra le partecipanti a queste cene? Prima di tutto, appunto, se conosce qualcuno, Vabbè, sì. se ci può dare il nome di queste persone che ha conosciuto o che conosceva o che insomma, di cui sai il Il nome. problema è che tutte le volte c'erano diverse persone, Sì. le ragazze, vabbè, Se ne ricorda poche volte erano sempre le stesse. Vabbè, ho avuto modo di conoscere Nicole. Ricorda Ecco, qualcun'altra? Nicole Minetti ad esempio l'ha conosciuta lì ad Arcore. Sì, ci siamo conosciute lì, sì. E poi chi ha conosciuto? E altre Cioè, no. facciamo il contrario, chi conosceva prima che poi ha rivisto ad Arcore? Nessuno. Nessuno. Di Questa
c'è stata una grande pubblicità rispetto a quello che è accaduto. È riuscita a ricollegare, avendo visto le fotografie sui giornali, il viso delle persone ritratte? Sì, però non ricordo i nomi, cioè nel senso sì, mi ricordavo che diverse persone uscite sui giornali le avevo incontrate lì, ovviamente. Però non in grado di dirci i nomi. Erano diverse anche perché tante ragazze non erano italiane, quindi ho dei nomi anche un po' particolari. Ok, va bene. Ecco, poi c'era Maristel Polanco, Barbara Guerra, Barbara Fagioli, questi nomi le dicono niente? Se dovessi vedere una foto magari mi aiuterebbe. Con quale delle altre ospiti magari ha intrattenuto poi successivamente dei rapporti di amicizia, di frequentazione con qualcuno? Con la Nicole, è l'unica persona, sì. E invece di ospiti maschili chi c'era oltre all'onorevole Berlusconi? C'erano diversi personaggi della politica piuttosto che dell'intrattenimento televisivo, anche lì tutte le volte cambiavano, quindi... Ma qualche nome lo ricorda? Emilio No, Fede. sono personaggi pubblici, Sì, quindi Emilio Fede, forse... ad esempio, altri diverse volte erano politici, quindi ora... Lele Mora? No, a cena mai. Lei lo conosce Lele Mora? Ho lavorato per la sua agenzia per un breve periodo. In che periodo? In che anno? Sì, nel 2010, inizio 2010, perché mi ricordo che lo conobbi ad una festa dove andai con delle mie amiche. Però nelle occasioni in cui lei è stata ad Arcore non ha mai incontrato lì Lele Mora, no. Mentre invece ha incontrato Emilio Fede. Sì. Carlo Rossella? No, Direttore di Medusa? So chi sia. No, non credo. Non credo. Non so chi sia veramente. Ecco, a noi risulterebbe che lei sia stata presente sulla base dei tabulati e delle celle di allacciamento 2 volte nel mese di agosto del 2010 e 3 volte nel mese di settembre. Credo. Crede bene. Beh, stiamo leggendo poi. Certo. Ecco, in particolare l'11 agosto, la serata dell'11 agosto 2010, la serata del 22 agosto 2010, e intanto esaminiamo queste del mese di agosto. Ecco, prima però vorrei che lei ci descrivesse com'era la cena, cioè durante la fase della cena si ballava? No, se si cenava non si ballava. C'era qualcuno che cantava, c'erano dei musicisti che intrattenevano? Sì, c'era della musica con un musicista, sì. E poi cosa facevate? Una normale conversazione? Si conversava, sì. Durante la cena si conversava. Qualcuna di voi cantava? Voi ospiti, donne? No, difficilmente, no. No. Perché? No, lo dico non lei, ma qualcun'altra. No, visto che io lei no. ricordi no. perché c'era questo intrattenitore musicale, quindi in realtà era lui che portava avanti. Finita la cena, questa prima fase, poi esisteva una seconda fase che si svolgeva nel piano sottostante. Sì, esatto, c'era una saletta, di discoteca, tra virgolette, dove si continuava a parlare, c'era della musica sempre con l'intrattenitore, Sì. però anche con altri musicisti, e si continuava a parlare con gli ospiti, si beveva qualcosa, insomma era come un dopo cena, tranquillo. Ecco, in questa seconda parte delle serate, qualche ragazza ha fatto degli spettacoli? Piccole esibizioni? No, che abbia visto io no. Esibizioni no. Esibizioni musicali, cioè no. Le ragazze ballavano, lei ha ballato? C'era chi ballava, c'era chi parlava, insomma era una situazione abbastanza tranquilla. C'erano sempre i musicisti, c'era un disc jockey, c'era un musicista, lo stesso musicista che intratteneva a cena, aveva anche dei dischi elettronici, una console. Ha mai avuto occasione di vedere qualcuna delle altre ospite spogliarsi? No. Qualche altro atteggiamento o comportamento con delle finalità sessuali rivolte in particolare all'onorevole Berlusconi o al dottor Fede? Che abbia visto io in mia presenza, no. No. Più o meno la seconda parte della serata fino a che ora durava? Non c'era un orario, quando si voleva, cioè chi voleva andare andava via, non c'era un orario in cui finiva il tutto, nel senso io fino alla fine non sono mai rimasta, cioè non so dirle. Lei più o meno a che ora andava via?
mediamente. Dopo cena, più o meno si finiva di cenare a mezzanotte, verso le 2. Ok. Ecco, si ricorda se in una delle 2 cene di agosto, in particolare la cena del 22, c'erano anche 2 ragazzi di Torino che avevano partecipato a Sì. una selezione di un concorso, e qui mi fermo per non essere suggestivo. Sì, me lo ricordo perché sono una in particolare di Torino. Ecco, allora come ci me. racconti quella serata lì dall'inizio alla fine, Io le incontrai. con particolare riferimento alla presenza di queste 2. Sì, incontrai queste ragazze a cena, quando arrivai mi sedetti al tavolo e loro facevano parte degli ospiti e io le ho viste, in quell'anno partecipai anch'io a Miss Italia, quindi ci siamo conosciute durante le selezioni. Forse sono le uniche 2 ragazze che conobbi prima di andare lì. Per cui le aveva conosciute già prima durante le selezioni Sì, le ho Miss Italia. riconosciute Ok. in quell'occasione. Ok. Poi? Abbiamo cenato tutti insieme, Sì. insieme agli altri ospiti, e siamo andati al piano di sotto, la serata è continuata e poi loro molto presto sono andate via, cioè, mi ricordo che sono sono intrattenute poco dopo la cena, questo ricordo. Sì, ecco. Durante la cena, lei dove era seduta? Vicino a queste 2 ragazze, lontane, di fronte, di fianco, dalla parte opposta? Ora Se no. si ricorda, No. signora, non è che Sì, no, pretendiamo... certo. Non mi ricordo precisamente in quale posto stavo, no. Ecco, durante questa cena accadde qualcosa di particolare? No, che ricordo Mi spiego io. meglio. Qualcuno a un certo punto introdusse a tavola una statuetta? No, statuetta no. Perché a noi risulterebbe, in realtà la cosa è un po' controversa, che a un certo punto sia stata mostrata una statuetta un po' particolare, una statuetta raffigurante un uomo che, spingendogli la testa, dal basso fuoriesce un pene sproporzionato rispetto alle dimensioni della No, statuetta. non mi ricordo nulla di simile. È sicura? Sì, insomma. No, perché Durante ci la sono cena che c'ero alcune- io non ho ci visto sono nulla di In alcune simile. realtà delle- questa cosa emerge anche, sappiamo che è stata portata a tavola proprio da un suo teste, per cui Quando io emerge, non- diciamo, Infatti, come lo elemento. sto chiedendo, infatti. Per Quando cui- in mia presenza, con questa in sua statuetta, presenza lei l'ho non mai- no. ricorda, al di là della diversa, come dire, versione su quello che è accaduto dopo, questa circostanza è stata ripetuta anche dai vostri testi, in particolare Non da da, tutti, Presidente, da quello lì non da che, tutti, Presidente, non da da quello tutti che ha detto di averlo presenti. portato. Io mi riferisco Sì, a lui, no, adesso lo il so. nome non me lo ricordo, però c'è anche un suo testo che ha detto che era un gentile presente, insomma, Certo. uno scherzo. Comunque lei non Perché ricorda comunque- questa Ricordo cosa. una statuetta. Comunque, a noi risulterebbe che a un certo punto, durante la cena, quindi siamo ancora nella prima fase, qualcuno mostra questa statuetta che sarebbe stata fatta girare fra le varie commensali, e non tutte, ma qualcuna di queste commensali a un certo punto avrebbero mimato un rapporto orale con la statuetta. Io non ricordo nulla di simile, cioè, davanti a me non è successo niente di tutto questo. Anche perché me ne Quindi lei non l'ha vista? No, questa io statuetta? questa statuetta non l'ho vista. Non l'ha vista, né tantomeno gli è stata mostrata, l'ha presa in mano. No, in mia presenza non c'è stata nessuna statuetta, non so se dopo, prima, che arrivassi, non so in quale momento della cena. Io non... Lei si è allontanata durante la cena? Sì, poteva succedere che andassi ai servizi piuttosto che al telefono, però davanti a me non è successo nulla di simile. Ecco, poi ci torneremo un attimo sopra. Si può dire il comportamento, perlomeno se ha avuto occasione di parlarci, i rapporti che ha intrattenuto, se ha scambiato qualche parola con queste 2 ragazze che venivano anche loro dal concorso? Ma noi abbiamo avuto modo di parlare molto poco, anche perché c'era molta gente, quindi in realtà... Però sì, ci siamo salutate, abbiamo... Ma lei le ci aveva siamo- riconosciute Sì, come le ho riconosciute alla cena partecipanti? perché hanno fatto le selezioni per Miss Italia insieme a me, essendo tutte e 2 di Torino, comunque della regione Piemonte, quindi abbiamo avuto di conoscerci prima e quindi abbiamo discusso inerente al concorso, abbiamo avuto basta, poi per il resto durante la serata no, poco. E successivamente le ha riviste? No, non le ho più incontrate. Cioè, le ho riviste al concorso, sì. No, non è vero, le ho riviste al concorso, cioè nelle selezioni successive.
Quando la riviste, ha avuto modo di scambiare qualche parola con lui, di commentare l'accaduto delle cene, No, di abbiamo parlare? abbiamo evitato tutte e due. No, Ma i rapporti non sono buoni? attualmente Beh, direi attualmente sì, No, all'epoca. posso immaginare, All'epoca però sì, cioè, abbiamo fatto un noi concorso di parliamo bellezza sempre con insieme. riferimento al Certo. 22 No, a agosto, quell'epoca no, settembre perché ci 2010. siamo conosciuti durante il concorso, quindi i rapporti erano buoni, insomma, non avevamo nulla. E non avete L'una parlato contro l'altra. della scena che avevate No, avuto? successivamente no, ci siamo Ok. salutati lì durante la cena, poi ci siamo venuti a rincontrarci, ma Vabbè. non abbiamo discusso. Perché la signora Battilana, nel riferire la sua testimonianza al tribunale, ha indicato lei come una di quelle ragazze che avrebbe mimato quel rapporto orale con la statuetta. Sì, di questo ne sono a conoscenza. Cioè ne sono a conoscenza che Il la fatto che ne sia a Battilana abbia conoscenza detto lo queste cose. immaginiamo. L'ha però saputo bisogna dopo. che- L'ho saputo dopo, ovviamente. Ok, ma rispetto a queste dichiarazioni rese dalla signora Battilana, lei ha già detto che... No, certo, per me sono assolutamente false, è ovvio. Io adesso, probabilmente perché ero l'unica persona che conosco, non lo so, comunque. Comunque lei ha già Io detto che non assolutamente non no, sono venuta a conoscenza poi dopo. nessuna Così come dire, come gesto di sempre- questo tipo, ma non ricorda nemmeno la statuetta. No, esatto, Per cui- io questa statuetta non l'ho mai vista, poi dopo sono venuta a conoscenza del fatto che la Battilana abbia fatto queste dichiarazioni. Così come nei sempre confronti. la signora Battilana riferisce che lei avrebbe avuto dei toccamenti con l'onorevole Berlusconi, Assolutamente nelle no. parti intime. Assolutamente no. Ecco. Lei si è mai esibita, ha già detto di no, però devo tornarci sopra, si è mai esibita in spettacoli particolari, balletti, danze del ventre? No, nulla di tutto questo. È mai andata ad Arcore portando con sé un qualcosa per cambiarsi, No, andavo con i miei vestiti e ritornavo a casa con gli stessi. Insomma. perché c'è qualcuno degli altri testimoni che sono stati sentiti che dice che a un certo punto, in occasione di una di queste serate, che è sempre poi il 22 agosto, lei si sarebbe travestita da infermiera. Lo facevo di professione, ma travestimenti li evitavo. Cioè, no. Bene. Quindi lei ha detto che dopo a una certa ora, più o meno verso le 2, rientrava sempre a casa. Come rientrava a casa? Eri accompagnata dalla stessa persona che mi portava ad Arcore. Lei ha mai ricevuto denaro per le sue partecipazioni alle cene, a queste 5-6 No. cene alla quale ha partecipato? Ha mai ricevuto denaro dall'onorevole Berlusconi? No. Andavo a cena perché lui aveva piacere che io andassi, venivo Sì, contattata. al di là delle cene, la domanda delle cene No, l'ha già fatta? no, ho risposto, no. No. Successivamente alle cene? Ha No. mai ricevuto denaro? Cioè in un dall'onorevole- qualunque periodo, Certo. anche recente, ha ricevuto... No, non ho mai ricevuto denaro da Silvio Berlusconi. Nelle altre serate che si sarebbero svolte il 25, il 26 e il 3 settembre, forse, neanche in quelle serate accadde nulla di strano con finalità sessuale. Non ha mai visto Nicole Minetti spogliarsi, No. togliersi il reggiseno e rimanere a petto nudo? Assolutamente no. Le cene si svolgevano più o meno sempre nella stessa maniera, ora non ricordo in particolare Quindi c'era un quelle copione, date, però lei dice. delle un cene copione normalissime, sì, nel standard senso, che più o meno- sì, cambiavano le persone a cena, ma lo svolgimento della serata era sempre lo stesso. Durante la seconda parte, quella che avveniva in questo locale adibito discoteca, il personale c'era? Inteso per il personale, i camerieri? Sì, sì, perché sì, Poteva c'era capitare un bar, quindi... poteva capitare che il personale si allontanasse? No, quasi mai, no, anche perché un musicista entrava più o meno nel personale ed è sempre rimasto lì. C'era un bancone del bar dove venivano serviti comunque, c'erano delle cose da mangiare, da bere, quindi c'era sempre qualcuno che a disposizione.
Ecco, si è mai intrattenuta a dormire nella residenza di Arcore? Sa se altre ragazze si intrattenevano a dormire? No, questo non lo so. Al momento non ho altre domande. Buonasera, domande? Il PM in controesame. Buongiorno signora Bonasia. Allora, io faccio una premessa metodologica, le darò lettura anche di alcune intercettazioni, magari lei può chiarire, è anche un'opportunità per lei per chiarire il senso e per noi per comprendere. Allora, fermiamoci un attimo alla scena del 22 agosto, dice l'avvocato Righi, l'avvocato della difesa Minetti, gli fa una domanda su questo Priapo, questa statuetta. Lei dice è controversa la presenza di questa statuetta. No, non mi permetto neanche di stigmatizzare nessuno. Andiamo avanti. Ecco, poi. Volevo però precisare in controesame che anche l'onorevole Licia Ronzulli, di cui mi pare sia stato acquisito consensualmente il verbale, per la verità, signora Bonasia, glielo dico pacatamente, dà atto della presenza di questa statuetta. E ci sono altri testi, forse lei vuole riflettere su questo, perché a me francamente pare poco controversa. Però, io non ricordo la presenza, cioè probabilmente non ero se magari vuole se vuole spiegare, perché il fatto di una statuetta di cui un cameriere, un lavoratore, mi faccia finire anche nel suo interesse, presso la villa dell'onorevole Berlusconi, dice sì, io l'ho portata, era un gioco, un gentile presente per il dottor Berlusconi. E lui non dice che c'è stata la simulazione del rapporto orale, però, esatto, assolutamente. Però il fatto che una statuetta possa girare fra più ospiti richiede un certo tempo, no? Perché gli ospiti erano una ventina, quindi anche una eventuale sua assenza sarebbe stata ragguardevole. Lei non la ricorda? Io non ricordo durante quella cena, durante altre cene, io non ricordo la presenza di una statuetta, o in quel momento io non ero ancora arrivata, non c'ero perché mi ero allontanata per un determinato motivo. Io lei prima, l'avrei vista, insomma, appunto, se girava per la tavola. Esatto, perché lei prima, signora Bonasia, ha detto che l'affermazione della Battilana sarebbe falsa. Siccome la teste Battilana ha giurato, era sotto giuramento, di fatto lei ha detto che ha fatto falsa testimonianza. No, ma è per consentirle anche di chiarire questo profilo, ecco, sia chiaro. Allora, vediamo un attimino. Lei esclude... Anche perché questo sì è controverso, non la presenza, ma come dire l'utilizzo della stessa. Esattamente, assolutamente, ma mi pare di averlo premesso. Però. Sì. Ecco, sì. È controverso, le dice condivisibilmente, anche se non ne ha bisogno di questo avverbio, il signor Presidente, è controverso che ci sia stata la simulazione della fellazio, del rapporto orale, ma della statuetta sì. Comunque lei esclude, per esempio, mi permetta, di avere avuto in mano questa statuetta, non di avere simulato il rapporto orale, ma che girasse per gioco di averla avuta in mano. Escludo di averla vista e quindi tantomeno di averla tenuta tra le mani. Va bene, poi certo. Sarà oggetto di valutazione. Senta, un'altra cosa, lei quel giorno, il 22 agosto 2010, signora Bonasia, è arrivata ad Arcore a che ora all'incirca? Più o meno per ora di cena. Adesso, per ora di cena. Ricorda se con sé aveva un trolley? Ricordo se con me aveva un trolley. Se lei aveva un trolley, che il trolley ovviamente è la valigetta forse on the può road, essere, no? perché non arrivavo direttamente da casa, probabilmente ero stata fuori qualche giorno. Quindi lei non esclude di aver avuto un trolley sì, con può sé. essere. Bene, senta signora, lei ha già detto che non ricorda, mi sembra che fossero tutti gli ospiti della serata, No. Sì. È giusto? E ha detto anche che Ambra e Chiara le conosceva perché facevate le selezioni per Miss Italia. Dopo la serata del 22 agosto vi siete riviste? Ha detto di sì, alle altre selezioni. Perfetto. Avete commentato quella serata? Lei ha detto qualcosa no. alle ragazze? Ha detto qualcosa alle ragazze? Non ne abbiamo più parlato. Non ne avete più parlato. Benissimo. C'era Emilio Fede, l'ha già detto? Sì, in una di queste scene l'ho visto. E di queste scene. Lei sa se c'era quella scena, se lo ricorda, 22 agosto? No, con precisione no. No. Mi ricordo di averlo visto, ma non saprei dire quando. Vabbè. Senta, e invece con riferimento a Lele Mora, lei Lele Mora lo conosce? Sì. Lo conosceva? Sì, presente sì, storico relazionato al 22 certo, agosto 2010, agosto-settembre, lo conosceva? Sì. Lei si è mai
interfacciata con Mora per partecipare o incontrare Silvio Berlusconi? No, con lui no, c'è stata una telefonata nella quale lui mi ha fatto questa famosa battuta La sull'infermiera. vuole spiegare al Tribunale? Sì. Prima che io le legga l'intercettazione, Sì, beh, facciamo tanto prima, è anche meno imbarazzante per lei. Certo, mentre mi trovavo nella residenza in Sardegna del Presidente, ricevetti una chiamata da Lele Mora, dove in modo scherzoso mi disse di siccome lui sapeva che facevo l'infermiera, però nel mentre facevo anche qualcosa come a livello di spettacolo per quello che facevo parte della sua agenzia, quindi avevamo i contatti l'uno dell'altro, e scherzosamente mi disse: si vesta da infermiera, faccia divertire un po' il Presidente, ma era assolutamente in tono scherzoso, come non c'è mai stato un travestimento durante le cene. Quindi, signora Bonasia, tenga presente che le intercettazioni sono Sì, al sì, vaglio sono- del Tribunale sì, certo. e sono lì nel loro tenore lessicale, semantico, letterale. Quindi era uno scherzo, una buttata. Assolutamente sì. Non era Non era detto in maniera non era seria, un'indicazione no. da parte del signor Mora credo su si come sarebbe mai- comportarsi. no, Non si sarebbe mai no. permesso, dice lei. O non gliel'avrei comunque permesso io. Non gliel'avrebbe comunque permesso lei. Bene. Senta, lei ha un fratello Sì. che è fuori del processo, ovviamente. E le voglio chiedere una cosa, lei sa che ci sono delle intercettazioni, no? Lei le ha lette queste intercettazioni, signora, magari su internet? Non ho- Ne conosce il contenuto, Sì, signora? perché ne abbiamo parlato nel processo scorso. Ma al di là dell'udienza scorsa, no, non del le ho mai processo lette. connesso, lei non le ha mai lette? No, Non conosce forse- nemmeno i giudizi, per esempio, che Emilio Fede dà nel corso delle intercettazioni su di lei, nel corso delle telefonate intercettate? Forse ho letto qualcosa, però ora non ricordo. Ha commentato le mie intercettazioni con mio fratello? No. Guarda, non mi ricordo. Voglio sapere se lei conosce il testo. Mi sembra di aver letto ora non qualcosina ha letto. Sì, beh, certo, su internet c'è ovunque. Allora, senta, lei si è mai incaricata di reperire delle ragazze da portare alle feste del No, Presidente? assolutamente no, anche perché quando arrivavo, ripeto, non conoscevo nessuno prima di vederle lì, insomma, quindi arrivavo da sola e andavo via da sola. Perché qui c'è l'intercettazione numero 292, le do l'opportunità anche di chiarirne il senso, del 14 settembre 2010, intercorsa tra lei e tra suo fratello Stefano, corretto Stefano il nome? Giusto. E ciao amore, scherzoso fra fratelli, stai dormendo? No, non so, qua sul divano, tra un po' me ne vado a dormire, dice lui, e lei dice: ah, mi ha chiamato adesso, e ride. Che t'ha detto? Che è a Roma, che è nei casini, che è giù, eccetera, eccetera. E fa una serie di commenti sul dottor Berlusconi da cui la sollevo. Poi a un certo punto dice lei: no, non penso mi abbia visto, perché ha avuto molto da lavorare. Mi diceva, poi mi fa: me l'hai preso allora qualche numero di telefono? Gli ho detto: guarda, te ne ho presi un paio, ma non è che c'era questo granché di figa. Gli ho detto alla fine, ridendo, devo essere chiaro. Allora, signora, questo è il tenore letterale. Ovviamente in tono scherzoso, cioè sarà tutto un... Quindi non è mai successo? No, assolutamente no. Perfetto. Senta signora, lei le ha risposto alla domanda della difesa, che non ha mai dormito ad Arcore. No. Ecco, però Lo ci sono dissi delle... anche l'anno scorso in... Sì, però questo è un collegio diverso. Sì, ok, va bene. Lo dico. La premessa gliel'ha fatta l'avvocato Gliel'ha fatta Righi. correttamente. Si ricomincia. Ok. Ecco signora, ma lei non ha mai dormito né ad Arcore né in altre residenze a casa del dottor Berlusconi? No, in Sardegna è successo Sardegna. che sì, perché essendo in un luogo lontano da casa mia non avevo la possibilità di Stata ritornare. ospite del Presidente Sì, Berlusconi sì. alcuni giorni, perché sempre nella medesima intercettazione lei parla lungamente con suo fratello, prosegue da quello dove l'avevo interrotta e dice: lui mi fa: ma no amore, mi ha detto, e poi gli faccio: ma quando ci possiamo vedere? Mi ha detto che lui domenica è a Milano, però adesso giovedì a Bruxelles al Consiglio dei Ministri, sabato è a Tormina, quindi prima di domenica non lo posso vedere. Però cosa faccio? Sì, non mi ha detto di fermarmi, e quindi mi sa che fermarmi dove? Poi alla fine di questa conversazione lei aggiunge che dovrei stare 2 o 3 giorni da lui. Il Dove? luogo qual era? Cioè, La telefonata, le ho detto la data, però gliela ripeto molto volentieri, è quella del 14 settembre 2010. no, infatti penso che sta chiaramente che non abbia dormito lì. Ho capito signora, però siccome siamo tra persone ragionevoli, lei fa riferimento, almeno spero e sono convinto, al fatto di fermarmi. Certo, sì, Fermarsi dove? A dormire a Milano. A dormire a Sì, Milano, sì, sì. vede che avevo capito bene. Sì, sì. Ma siccome
Dice, A non mi Milano, ha, ma chiesto, non mi ha sì, detto sì, di sì. fermarmi. Lei a quella data si era mai fermata? Di No, qui no, sembrerebbe certo. che gliel'avesse chiesto in precedenza. No, in realtà non mi è mai stato chiesto, parlando con mio fratello è uscita questa cosa e vabbè, non mi sono comunque mai fermata a dormire lì, se non nella sua residenza in Sardegna. Questa è la sua risposta. Ascolti signora, lei aveva fatto delle richieste al dottor Berlusconi No. per la sua progressione in carriera, sebbene Certo, lei fosse certo, un'infermiera, per il suo inserimento nel mondo dello Oh, spettacolo, richieste economiche. Beh, si vede palesemente che essendo disoccupata È non disoccupata ho avuto adesso, ho nessun sentito. Sì, l'ha favore. detto. Perché Sì, ma lei... la domanda è un po' diversa. Aveva fatto delle Esatto. richieste, al di là che siano No, state esaudite o assolutamente meno? no. Perché sempre dalla medesima intercettazione, il progressivo 292 del 14 settembre 2010 alle ore 23:37, lei parlando con suo fratello dice ma non lo so, ma certo, ma io spero di ottenere quello che ci fa comodo, però senza essere troppo capito. A cosa si riferisce? Così chiarisce, no? Sì, no, certo, ora non ricordo però cosa... Aveva chiesto qualcosa per suo fratello magari? Dico, sembra, ma signora, anche perché lo conoscevo- che il dottor Berlusconi sia una persona influente No, certo, è un dato di assolutamente, fatto, no? è molto generoso, cioè nel senso Quindi, una persona... voglio dire, è un imprenditore, No, cioè, lei aveva chiesto aveva le qualcosa, vuole possibilità. spiegare il senso di Allora, questa... ora non ricordo precisamente il senso di questa conversazione, perché però che io ricordi richieste in particolare non ne ho fatte nessuna. Va bene, allora questa è la sua risposta. Sì. Nessuna richiesta economica o professionale era stata formulata al Presidente Berlusconi né per lei né per i Né suoi per noi. familiari. È corretta la mia Sì, sintesi? sì. Ho capito bene. Passo all'intercettazione di cui al progressivo numero 614 del 19 settembre 2010 alle ore 15:30 e col consenso della difesa sorvolerò e soprattutto del signor Presidente. Grazie. No, ma davo per scontato perché credo che sia estremamente ragionevole, non che l'avvocato non lo sia. Non vorrei leggere conversazioni puramente Private. Benissimo. Puramente private, ci sono dei passaggi privati, non mi va di leggerli. Lei sta parlando con la signorina Federica Spitale, la conosce? Ah, sì, sì, sì. Era la sì, fidanzata sì, di suo sì, fratello? Sì, È corretto? sì, sì. Lei dice a un certo punto, le sorvolo tutti i passaggi privati, sentimentali, affettivi se ci sono. Lei a un certo punto dice, io gli ho detto com'è, come non è, gli ho detto ma domani ci sei e mi ha detto sì, sicuramente ci sono, ci vediamo domani. Tenga presente che è il 19 settembre, lei risulta avere partecipato alla cena del 20. Sì, sicuramente ci sono, ci vediamo domani sera, quindi non vorrei che lui volesse che io fossi lì poi la sera, adesso non mi ha ancora chiamato, Federica, però se vado lì la sera mi devo fermare anche domani. Anche. Cosa vuol dire? Che No probabilmente signora, mi sa- lei no, sì, sì, no, io probabilmente mi cerco sarei anche di dovuta fermare. capire, però lei deve... No, certo, che Fermare probabilmente mi sarei dove? dovuta fermare. Siccome dice anche, signora, Certo, però non so se poi, nel senso io non ci ho mai dormito, quindi probabilmente quell'anche alla fine è stato smentito dal fatto che non quindi si è fermato a lei... dormire. il riferimento era alla possibilità di dormire a Certo, casa sì, del sì, dottor sì, Berlusconi. Ma perché fermare. lei dove vive, scusi? Io vivo a Torino. Quindi magari per non viaggiare, ma lei continua a dire che non ha dormito? No, ad Arcore non ho mai avuto modo di dormire. Perché poi a pagina Ho dormito 17... a Milano perché ho diverse amiche che mi ospitano ogni tanto, però ad Arcore non ho Perché mai poi a dormito. pagina 17 della medesima intercettazione lei dice, parlando Federica, ma ovvio che lui vuole che resti stasera. E lei dice, E Federica come faceva a sapere che il dottor Berlusconi... Poi vado avanti, ci sono passaggi ancora più espliciti, io li ho annotati tutti, però lei mi dica, è sicura che non ha dormito? Non mi sono mai fermata. Perché a un certo punto, siamo a pagina 19 per seguire la sequenza, Federica le dice, così se possono farti il cambio turno, lei accampa una serie di problematiche perché dormire lì la costringe a partire certo. presto la mattina e ad arrivare in Perché avendo un ospedale. lavoro. Esattamente. E allora Federica le dà questo suggerimento, così se possono farti il cambio turno meglio, non gli crei disagi e loro trovano quella che avrebbe fatto il pomeriggio, fa il mattino e bon. Roberta, lei, amore, deve andare giù stasera e giustamente se va giù stasera gli chiede di dormire lì, rivolgendosi a Stefano che è presente. Cioè Federica, fuori cornetta, Sì, al ho capito. fratello dice questa Ok. frase. Sì, questa è una conversazione fatta prima che ancora che io andassi ad Arcore, ripeto, Sì, sì, non, sì, avendo, prima. non avendo mai dormito lì, poi c'è una conferma del fatto che mi sia fermata, ma Vabbè.
io cerco di avere Certo. dei chiarimenti. Ok. Senta, lei conosce Visan Ioana intesa Annina? Ho una foto da farvi vedere. No signora, la foto non ce l'ho. Ripeto, Però hanno tutti nomi molto particolari. Cioè, Visan Ioana, la conosce? probabilmente Annina. se è stata a cena Annina. lì ho avuto modo di Ci conoscerla. sono anche ora delle non ricordo intercettazioni se- dirette che la riguardano Ah, ok. con lei. Allora si può essere. Comunque lei ne parla nella stessa intercettazione e parlando con Stefano, che le passa il telefono Federica, dice hai sentito una ragazza, e quale ragazza? È Annina, una ragazza che è sempre lì e con la quale vado un po' più d'accordo e niente, mi ha detto, io gli ho detto ci sei domani sera, siamo al 19 settembre, e lei mi ha detto sì, sicuramente domani sera ci vediamo, quindi parlava di sera, io adesso lui non l'ho ancora sentito, però magari se mi chiede di andare lì stasera sicuro vorrà che mi fermo. Allora io le domando, ma era prassi che le ragazze si fermassero a dormire ad Arcore? Ripeto, io andavo via per i fatti miei, non ho mai visto ragazzi fermarsi, cioè non ho avuto mai la prova che questi ragazzi siano fermati, io non so se qualcuno si fermava, non so chi si fermava e chi andava via. Vado avanti. No, dice Stefano, e tu gli dici no, io devo lavorare e ti vengo a trovare, se te ne vai e la settimana prossima magari ci si sveglia un po' prima. Non è che per forza capisci, se no diventa, cioè usa un po' l'astuzia anche Roby. E lei dice, Roberta, no sì, però cioè dopo tutto questo tempo che non lo vedo, secondo me era carino se io rimanessi comunque almeno sì. Tutto in maniera ipotetica. Tutto in maniera ipotetica. Vado avanti con i brani dialogici captati. E ok, ma siccome l'hai cercato ieri e l'altro ieri e lui c'ha i suoi impegni, ma tu c'hai anche i tuoi, se no diventa una cosa, dice Stefano, troppo scontata, capisci Roberta? Stefano, se mi ascolti e per quanto ti dico le cose, vai lì stasera e gli dici guarda che io domani ho un impegno di lavoro, che gli fai vedere che sei anche una ragazza che lavora, non come quelle lì che vanno lì a piangere. Non mi assume nessuno e tutto è. A chi si riferisce suo fratello, che non era mai stato ad Arcore, immagino? No, certo che no. Quindi chi aveva fornito queste informazioni che ci sono delle ragazze che vanno lì a piangere a Roberto? A No, Stefano? è un'idea che mi ero fatta io, erano mie impressioni, in maniera confidenziale al telefono con mio fratello mi sono permessa di dire queste cose, che siano vere o no non sono nelle condizioni di dirlo, però avendo visto... Erano delle ipotesi, sì, certo. Possiamo sintetizzare così. Certo. Signora, chi non voglio neanche darle l'impressione nella mia attività requirente di sindacare delle cose private, chi organizzava le cene di Arcore, le feste Io di venivo Arcore? contattata direttamente dal Presidente. Direttamente dal Presidente, quindi nessuno le organizzava. C'era un'autoconvocazione spontanea, anzi una convocazione del Presidente. Sì, per quanto la riguarda sì, certo. ottimo. Ecco, però qui c'è invece l'intercettazione di cui al progressivo 631 del 19 settembre 2010 alle ore 19.07 Roberta Bonasia, Stefano Bonasia, in cui, sempre con la premessa che non le leggerò i brani attinenti a cose personali, lei dice, ascolta, senti, 19 settembre, 19.07, mi ha chiamato adesso, io l'ho chiamato prima una volta, adesso mi ha chiamato, quindi no, mi ha detto che vabbè, era stato un po' impegnato e poi aveva problemi con la mano che gli faceva male, sta parlando del dottor Berlusconi innanzitutto? La mano che gli fa male? Sì, può essere. Comunque mi ha detto che stasera voleva stare un po' tranquillo a casa sua, però Fede gli ha organizzato una cena e mi ha detto però se vuoi venire vieni, se non vuoi venire io ci sono anche, fino a domani sera sto a Milano, io gli ho detto che sarei andata domani sera, così almeno domani vado al lavoro, perché tanto poi lui deve andare a Roma. E poi lui mi ha detto, guarda che anche a Roma è voci sovrapposte. Allora qui fa riferimento al fatto che l'imputato in questo processo, Emilio Fede, abbia organizzato una cena, visto che è testuale, ho letto proprio testuale. Sì, è la frase, poi vediamo Testuale, se la testa sa rispondere. Credevo di avere letto male, però Fede gli ha organizzato una cena, no, avevo letto sì. bene. E qual è questa scena? Il giorno dopo c'è stata una scena, a noi risulta dalle intercettazioni. Sì, c'è stata una cena. Si riferiva a questa? Alla scena del 20? Ora non ricordo, può essere, cioè è passato un po' di tempo, io ora non ricordo il giorno Signora preciso. Bonasia,
anche nel suo interesse, Sì. per valutare l'attendibilità e Certo. via dicendo. Beh, Io, certo, ecco, allora, cerchiamo di dare una spiegazione. Cioè, Fede, come fa a sapere che Fede organizza la cena? Perché lei? probabilmente l'ho saputo da una Nicole, piuttosto che cioè magari ho sentito qualcuno che me l'ha comunicato. In Io realtà lei direttamente non- lì fa riferimento a una notizia ricevuta direttamente dal Presidente, perché almeno E così- a suo fratello dice mi ha Allora chiamato, può se, avermelo detto lui. se mi Sì. significa il Sì, sì, può Presidente, essere. Sì, adesso sì. Comunque mi è stato comunicato, quindi io non cioè, Quindi le è stato comunicato che Sì, la cena era può organizzata da essere. Fede. No, signora, però cerchiamo No, è di perché non essere... ricordo- Non voglio, come No, dire, essere certo, imperativo, però per anche quanto lei posso cerchi... essere utile, certo, e io No, non ricordo. deve essere utile. Esatto, non ho memoria da qui al 10, a settembre del 2010, quando adesso Chiaro. non ricordo precisamente chi ha organizzato quella cena in quella sera. Io sono stata diverse volte, quindi ho conosciuto diverse persone. Ora qualcuno non ricordo chi c'è. Cioè, Voglio dirle, signora, Fede ma c'era, c'è questa stato. era una battuta, ha ragione di ritenere che la sua fosse un'esclamazione ipotetica, oppure lei aveva un dato per affermare che Fede aveva organizzato la cena? Che Probabilmente qui sembra che gliel'abbia detto mi è il stato Presidente. comunicato dal Presidente. Bene. Le leggo una sequenza di messaggi SMS che intercorrono con la signora Visan Ioana, detta Annina, e sono il progressivo numero 662 del 20 settembre 2010 alle 15:17. Amò, che fai? Vieni su stasera? Bacio. Sì, amore, risponde lei. Stasera ci sono, ma tu sei già... Ti fermi a dormire stasera? Un bacio. Ma neanche per cena, dai, rimani, così ci salutiamo, tanto probabilmente anch'io ritorno a casa dopo cena, fammi sapere, ok, un bacio. L'utenza intercettata è quella sua, della Bonasia, della signora Bonasia. Sì, sono qua, però stasera non so se ci sono, non credo, comunque vediamo un bacione. Allora, ancora una volta in questa comunicazione Si tra di parla voi di si fa dormire, riferimento ok. al dormire. Non mi pare che nessuno faccia salti di stupore fra voi due. È sicura che non fosse prassi fra le ragazze rimanere a casa a dormire e che lei stessa non abbia dormito a casa? Che io stessa non abbia dormito posso dargli una sicuro. conferma, delle prassi, che sia stata prassi di alcune ragazze, per alcune ragazze io non lo so. Questa è la risposta. Le do lettura, così lei eventualmente dà un chiarimento, dell'intercettazione del 20 settembre 2010 alle 18:10, 56 secondi. Lei sta parlando sempre con Annina, che abbiamo detto essere Visan Ioana. Pronto? Annina, pronto lei? Ciao tesoro, riso, ciao, come stai? Bene, grazie. Bene, io sono dice lei, Bonasia, io sono partita adesso quindi arriverò fra un paio d'ore, tu sei lì 20 settembre. No, amoruccio, no, non ci sei stasera quindi, no, immagino, no, mi spiace, risponde Annina. E cosa fai di bello? Ma niente, sono tranquilla, volevo salutarti. Poi dice, volevo salutarti, ieri sera invece cosa si è fatto? Domanda lei, ieri sera, quindi il 19. Voci in sottofondo, e a un certo punto dice Annina, bello, è sempre bello, sì. E voi? Voi vi siete divertite? Ok. Annina, tanto. Ma chi eravate? Annina, tanto. Come? Chi c'era? Beh, un bel casino. Ok, bello, Annina. Un bel po' di gente, dice lei, col punto interrogativo. E tu invece, dice Annina, non sono venuta, risponde lei, perché mi ha chiamato che erano le 7, Annina. E poi stamattina avevo da fare delle assistenze, risponde lei, dovevo lavorare, quindi mi ha detto se vuoi venire poi vieni domani con calma. Allora ho preferito fare così. Annina, tanto sarei dovuta tornare a casa, quindi non mi conveniva stare a venire ieri sera. Ho capito. E stasera, domanda lei, chi c'è? Non lo sai? Non lo so, guarda, non ho idea. Commenti, va bene, e quindi vi siete divertite? Sì, le risponde Annina, e prosegue la conversazione. Allora io le domando, lei ha avuto notizie più specifiche sulla serata del 19 settembre 2010, su quello che accadde nel corso della serata del 19, oltre queste rapsodiche comunicazioni telefoniche? No, tutto qui? Non mi ricordo assolutamente. Quello che c'è scritto è perché è quello che ci siamo detto in riferimento alla serata. Quindi lei, nella serata successiva del 20, lei conferma di essere andata Sì, il 20? certo.
Non ho avuto delle delucidazioni sul tenore della serata del 19. No, quelle sono Quindi state lei le uniche non sa domande. cosa è accaduto il No. 19. Vado velocemente verso le conclusioni. Allora, le do lettura della telefonata 682 del 21 settembre 2010 alle 10.01 che lei fa con Stefano Bonasia, il fratellino, che qui non so per... Ecco sì. Ciao amore, stai lavorando? Dice lei. Sì, sono qua, non ho fatto un cavolo ancora, eccetera, eccetera. Roby, abbiamo detto, al 21 settembre. la mattina. Io sono tornata stamattina, alle 9 sono venuta a lavorare. Riso lieve. Invece alle 8, perché sono arrivata, mi sono fermata a dormire lì, ovviamente. E come hai fatto? E qui mi fermo, signora. Cioè lei dà atto in questa intercettazione di avere dormito Io ho ad detto Arcola. prima che dormivo a Milano, perché ho delle amiche che ogni tanto mi ospitavano, quindi Quindi a riferito- Milano, riferito a Milano. non ad Arcore. No. Ok. A Milano Vado. perché ho amiche che mi ospitano, conosco Ecco, allora, da anche nel suo sempre. interesse, ti può dire come si chiama l'amica da cui ha dormito? O le amiche O da le cui amiche da cui normalmente hai si dormito? ferma a dormire? Sono delle ragazze con cui attualmente elaboravo anche già in passato un gruppo di ballerine. Ho capito, ma anche le ballerine hanno un nome. Sì, no, certo, si chiamava Camilla, l'ho detto anche nell'altra... E anche le ballerine hanno un cognome. Non me lo ricordo, Non se sinceramente, lo no. Sono ragazze Ma con in cui ho che dei zona di rapporti. Milano abitava? Come? In che zona di Milano abitava? questa Appena fuori famiglia? Milano. Ora non- Appena fuori? In che... sì, tanto fuori sì, Milano, a c'è tanta vicino roba. a Sago. Vicino a Sì, Sago. Ok. Vado avanti, signora Bonasia. Sì. E riprendo da questo passaggio. Sono tornata stamattina alle 9, sono venuta a lavorare invece che alle 8 perché sono arrivata, mi sono fermata a dormire lì, ovviamente. E uomo, cioè Roberto, Stefano, come hai fatto? Come ho fatto? Stamattina alle 6:30 l'autista presto e mi ha accompagnato. E dice Stefano, Roby, solo che poi per venire a Torino c'era traffico, sono venuta a casa, ho preso la macchina e sono venuta a lavorare alle 9. Mi dice fratello, Roby, gli ho detto che mi si era fermata la macchina, quindi, ma pensa a te, Roby, Bonasia. Aspetti signora, poi il Presidente la fa parlare. Che bordello, non posso fare sta vita, dice lei, ride, minchia, è veramente un incubo, non ho dormito niente, cioè ho proprio fatto l'after. Anche perché poi ieri sera arrivo alle 8 e praticamente c'era una scena nella sua università con un sacco, con tutti gli imprenditori, era organizzata e dice il nome di un noto imprenditore che non rileva. Non interessa. Esatto. Uomo, aspetta un attimo amore, aspetta un attimo, c'è una serie di interruzioni dovute, e poi dice, Roby, e vado alla pagina seguente, abbiamo finito che era mezzanotte e mezzaluna, minchia, e poi dice lei, minchia, poi da lì, e dice, vabbè signora, conversazione tra fratelli, no? E poi, minchia, poi da lì, e l'uomo il fratello dice, poi, Roby, figurati, da lì, finita l'università, va bene, la cosa ufficiale, arriviamo ad arriviamo lì a Milano, siamo stati lì. Arriviamo ho detto Arcore? No, Arra. Ad Arra, sì. Ha letto Arra. non è Ho letto Arcore, correttamente, ad Arra. Arlù, Arriviamo no, lì a potrebbe Milano siamo stati lì, abbiamo fatto festa con le ragazze, c'era anche qualcuno che c'era a cena, un macello, dice Roby, cioè lei, uomo, Cioè siamo andati a dormire che erano, ma dove? A casa sua? Sì, a casa sua, lo dice lei. Allora io, signora, la ripongo nelle condizioni E io di le spiegare ripeto. di fronte al Tribunale di Milano, perché questa è anche un'opportunità per lei per Certo, chiarire, perché altrimenti, signora... Non ho motivo di dire di no. Ma io sono gentile, stata a lo casa vede? sua, ho Cerco di fatto- capire, ma lei però dice posso che ha parlare? dormito a casa sua. Ok. Io sono stata a casa sua, ho fatto festa dopo questa cena universitaria, mi sono intrattenuta con gli ospiti e dopodiché sono tornata a dormire in Milano e non ad Arcore. Ad Arcore sono tornata dopo l'università. Per gentile concessione del Presidente, questo autista mi ha riaccompagnato a Torino il mattino dopo che avevo Quindi questo autista è venuto alle 6:30 a prenderlo a casa perché io dovevo dell'amica certo, che abita fuori perché Milano. come viene a Torino a prendermi, sì. Certo, e poi mi l'ha ha riaccompagnato a Torino dove io sarei Ho dovuta capito. essere alle 8 sul posto di lavoro. Va bene, semplicemente. ok. Quindi signora, quando lei dice, scusi, sia a casa sua,
non si riferisce a casa del dottor Non ho Berlusconi. dormito a casa non ho dormito ad Va bene. Arcore. Casa sua e casa dell'amica? Sì, probabilmente sì. Poi si leggerà la sequenza. Comunque, vado avanti. Sì. Uomo, siamo andati a dormire che erano le 4, lui ovviamente distrutto, e siamo andati a dormire che erano le 4, alle 6 ho chiesto la macchina e mi ha accompagnato indietro, cioè perché gli ho detto che dovevo venire a lavorare e dovevo fermarmi. E lui che ha detto niente mi fa, ma no, ti assumo io, non andare, e usa Certo. delle cortesie e via dicendo. Dopodiché alla fine lei dice, ho detto sì ma non posso, gli ho detto ho proprio degli impegni, e poi mi fa no, se devi andare vai pure, non ti preoccupare, e poi gli ho detto che appunto mi devi aiutare, devo trovare delle ragazze da portare lì, perché adesso sabato e domenica lui adesso va giù a Roma oggi pomeriggio, e poi continua con questa storia che deve trovare 3 ragazze. Quindi la spiegazione è che lei ha Siamo dormito andati a dalle dormire sue alle amiche 4. ballerine italiane, Sì, ballerine sì, sì, italiane. Camilla, sì, italiana. Camilla, vabbè, Camilla può essere anche sudamericana, e voglio dire, o altro, quindi di cui non ricorda il cognome. Faceva ridere. Ha già detto che non ricorda il cognome, che abita fuori Milano, Esatto, era per fare mente locale. vicino nella zona di Assago. Sì, vicino ad Assago, un paese vicino ad Assago. Perfetto, signora. Scusi, e ci è andata sì, come? Da Arcore ad Accompagnata Assago? sempre dallo stesso autista. Quindi l'autista Sì, l'ha sì. presa da Perché io Arcore, non avevo l'ha mezzi. portata in questo paese Sì, vicino ad Assago. dove abita questa Sì. amica Camilla. La mattina dopo alle 6:30 È venuta a riprendermi, sì, perché è venuta a sapevano che prenderla. io dovevo andare, siccome E- avendo fatto un po' tardi, alle 4 siamo andati a dormire, quindi alle 4 mi sono fatta accompagnare da questa amica, il mattino dopo alle 8 dovevo essere sul posto di lavoro. E quindi alle 6:30 è venuta a prendere per certo. portarla a Torino, ok. Sì. Signora, io le ho già domandato se lei ha dormito ad Arcore, lei ha escluso categoricamente. Io le domando, e non pensi che sia un'invasione nella vita privata perché c'è un'ipotesi accusatoria, lei si è mai trattenuta, gliela pongo con delicatezza, in intimità con il dottor Berlusconi a casa sua? No? La risposta è no. Ok. Io le leggo sempre dalla medesima intercettazione questo passaggio, lei prosegue nella conversazione con suo fratello e dice, poi abbiamo fatto un po' serata lì a Milano e c'erano tutti quanti, cioè NTZ, senza da passare. E lui gli risponde, ma eravate a Milano sempre a casa sua? A casa sua, ricordiamo la data? Sì, nel suo locale sotto casa, riso lieve. Stefano ride, e Roby, lei, che così viene chiamata nella trascrizione, come al solito, punto. Come al solito. Poi siamo andati a dormire, ma lui stravolto, poi eravamo io, lei e io un'altra, io, lui e un'altra. Quindi anche lì, cioè nel senso, sì, poi qualcosa gli ho detto, poi ti dico, però non ho. Allora, io le domando, Certo. a cosa si riferisce? Ci dà una spiegazione di questo passaggio? Mi riferivo al fatto che alla fine della serata io, lei e un'altra siamo rimasti probabilmente... A dormire, dice. No, Lei dice proprio dormire nella telefonata. ci siamo intrattenute fino alla fine della festa, insomma. Ho capito. Prima mi pare di ricordare, siamo tutti un po' stanchi immagino, che lei ha detto di non avere mai ricevuto contributi dal dottor Berlusconi. No. Allora io prima di rileggerle un brano, glielo anticipo per correttezza nei suoi confronti, da cui sembrerebbe emergere il contrario, signora Bonasia. La pregherei di riflettere, Sì, è sicura che non ha mai avuto soldi dal dottor Berlusconi? Durante le cene no. No, lei prima ha detto di non aver mai avuto soldi, né in riferimento alle cene, né mai, né soldi, né favori, né altro. Favori, soldi, no. Né in riferimento alle cene, né in riferimento ad altro. Attualmente sì. Adesso arriviamo all'attualmente. Poi arriviamo attualmente. Io Adesso è Infatti ho detto all'epoca alle dei cene, fatti in contestazione. Durante le cene no. Ecco perché io... No, mi scusi, allora, lei, per signor. precisione, forse ha ragione il Ministero, sono un po' stanca, non ricordo bene, ma mi pare di ricordare che lei abbia detto di non aver mai ricevuto soldi Sì, è vero, ho detto in così. quel periodo, poi dopo vediamo nell'attualità. Ok. Presidente. Sì, queste sono state le mie affermazioni. Ok. Vedo che lei non ha effettivamente letto le intercettazioni prima di venire qua, perché le ricordo dalla medesima intercettazione che lei, parlando con suo fratello, dice, pagina 23 di 31, avvocato, cioè, sì, ora, e lei dice,
comunque segue il passaggio che le ho letto prima, cioè va di seguito, scusi, e poi mi ha dato una busta e mi ha detto questo è il contributo per il tuo negozio, cioè mi ha detto per il negozio, però mi ha chiesto di nuovo di quanto avevo bisogno. E Roberto, e Stefano le dice, hai capito e quanto? E poi mi ha dato nella busta, mi ha dato quello che c'era le altre volte. Bon. Allora sembrerebbe che le ha dato del denaro, ci vuole riflettere, signora. Sembrerebbe, mi scusi, non una sola volta, perché lei fa riferimento a altre volte, quindi sembrerebbe che lei abbia avuto un contributo per questo negozio, magari adesso ci spiega, e che questo contributo non era il primo, perché lei dice come le altre volte. Probabilmente sì, allora se dalle intercettazioni è uscito questo, probabilmente ho ricevuto dei soldi. Però magari, signora, voglio non, dire, non siccome ricordo bene, io vabbè, è passato voglio un po' dire, di tempo. Sì, mi rendo conto, però non è passata una vita, parliamo sono del passati 2010, vabbè, ok, sono poco più di 2 anni, ma le capita spesso di ricevere soldi, come dire, non in cambio di un'attività professionale, lavorativa, eccetera, eccetera? In questo caso li ho ricevuti perché aveva capito che probabilmente avevo dei progetti durante la mia vita e per darmi una... Appunto, quindi è una cosa che le capita spesso di avere una mano No, per realizzare i progetti? no, purtroppo no, perché appunto. sennò- Allora, magari può ricordarselo. non lo ricordavo, adesso Lo ricorda? Allora ci spiega un attimo, visto che ora ricorda meglio, ci può spiegare un attimo a cosa si riferisce in quella telefonata? Un contributo per un negozio, se si ricorda quante volte? No, quante volte non ricordo, Allora, che mi ha aiutato... allora il suo progetto qual era? Un negozio. Dove? Un negozio in generale, non avevo ancora deciso, siccome non è mai stato aperto non avevo ancora deciso dove l'avrei voluto. Quindi era un progetto, come dire, non ancora concretizzabile? Assolutamente no. Era un'idea, Certo. il progetto. Ok, e nella realizzazione di questa idea, quindi l'apertura, ma di che tipo di negozio parliamo? Mi sarebbe piaciuto aprire un'attività per conto mio. Sì, voglio dire, c'è dalla Abbigliamento. salumeria al negozio di moda, lei che... Abbigliamento, credo. Abbigliamento, Sì. ok, credo. Quindi lei aveva, possiamo dire, forse intenzione di aprire un negozio di Sì, è una abbigliamento. cosa che mi era era sempre venuta in piaciuta e mente. mi Ok. sono probabilmente trovata a parlarne con lui e allora lui gentilmente mi ha... L'ha aiutata? Sì, mi voleva aiutarmi in qualche modo. Sì, Scusi, una... recupero È quello che stata ha una detto. regalia? È stata una regalia, Sì. dice lei. Ok, ricorda l'importo di questo contributo? No, l'importo esatto no. Ok. Era in denaro, ovviamente, Sì, liquido? certo. Ok. Sempre con riferimento alla domanda sul fatto che lei si fermasse a dormire o meno, che ha una rilevanza probatoria nell'ottica accusatoria, lei manda un messaggio, è il 1397 del 26 settembre 2010, a Stefano, suo fratello, e dice sì amore, tutto ok, stasera mi fermo. Lei a cosa si riferisce stasera mi fermo? A Milano, credo. A Milano, benissimo. Allora, siamo all'intercettazione di cui al progressivo 1416, 1416, 27/9/2010, alle ore 11:42. La telefonata è con il fratello Stefano. Ciao amore, com'è? Sto andando in banca, dice Stefano. E tu? Bene, un sonno allucinante. Stefano, a che ora sei arrivata? 27 settembre. Stamattina alle 7:20 ero a casa, no, alle 8:20 ero a casa, mi sono cambiato e sono andato a lavorare. Ma non hai dormito stanotte? No, minchia. Vabbè. Dopo 15 ho sonno, vabbè. Stefano, minchia, niente, dice una parolaccina. Roberta, e niente, siamo andati a dormire, siamo rientrate nelle camere che erano verso le 3:30, dice lei. Stefano, abbiamo fatto 2 chiacchiere con le altre ragazze, così e poi siamo andati da lui, perché poi sono arrivate delle ragazze di Roma e quindi eravamo anche un po' di persone, e niente, siamo stati un po' con lui e alle 6 sono dovuti partire. Suo fratello le dice, ma quanti cazzo eravate? Roberta, eravamo io, Raffaella, poi c'era Nina, Imma, e poi sono arrivate E.C.,
che si sono fermate, proprio testuale, non è una mia amputazione lessicale, No. dice E, C, che si sono fermate a dormire, noi 4 più altre 2 di Roma, però a cena eravamo in 15. E lui gli dice, Stefano, lui e tutte ragazze, sì, e Stefano commenta, sta minchia, e lei ride. Pensate questo, minchia, l'altra sera eravamo ancora di più, dice lei. Sabato sera una ventina, c'erano tutte, però vabbè, c'era Fede, c'erano comunque, di maschi, chi c'era? Lui, Fede, basta, e basta. Sì, dice Roberta, pensa te va e Bon. E cosa avete fatto? Mangiato lì e poi? E lei dice, abbiamo mangiato, sabato sì, abbiamo mangiato lì, e poi niente, il solito. Siamo andati sotto e abbiamo festeggiato, puntini. Cioè abbiamo ballato e abbiamo fatto così, e domenica idem, domenica a domenica lui ha lavorato al suo discorso, eccetera, eccetera. Prosegue, Stefano dice minchia spettacolo, e lei dice e lui ha fatto le sue cose nel pomeriggio e la sera è arrivata altre gente, altre ragazze, bon, abbiamo fatto cena e poi di nuovo abbiamo fatto serata, un po' di festa, ma pensa a te, tutti i giorni così. E questa è la conversazione. Allora, lei, sempre anche nell'interesse della verità, se lei ci dà un chiarimento, qui si fa riferimento a camere. Sì, siamo rimasti fino alle 4 a far festa e le ragazze... In camera? La festa in camera? No, penso lì al... Sì, si nella parla di residenza. ragazze che erano andate in camera, Ok. lei insieme ad altre ragazze, poi avete raggiunto un lui che... Sì, probabilmente ho visto che queste ragazze si sono dirette verso le camere e io mi sono fatta riaccompagnare a casa, insomma. No, Siamo in andati in realtà, camera. scusi, da quello che lei dice, io forse Ma io in quel caso dico di essere andata in camera probabilmente... con le ragazze e poi di essere andate in camera con le ragazze da lui. Può rileggere gentilmente? Certo signora, se vuole gliela do, lei la può leggere più comodamente. Ah, Posso signor Presidente? Certo. Così si concentra meglio magari. Magari se Questa individua il parte qua, pezzo, mi questa dice la parte qui. pagina. Così la contestualizza. Vabbè, se vuole così la leggo nella Le dia proprio il pezzo. le rileggo il Grazie. pezzo, di cui glielo ha chiesto rileggo io. adesso. Allora, ma quanti era da qua, signor Presidente? Ma quanti eravate? Eravamo io, Raffaella, poi c'era Nina, Imma, Ok, qua si parla della festa, giusto? e poi sono arrivate che si sono fermate a dormire, noi 4 più altre di Roma, noi 4. Però a cena eravamo in 15. Lui e tutte eravamo queste noi ragazze. 4 più altra Sì, però, gente. signora, mi perdoni, io non voglio Ma- entrare in contraddittorio Ma, con lei. no, però però se lei dico che dice, non ho mai dormito, lei probabilmente mi dice riferisco al che fatto si della sono festa. fermate a dormire noi 4 più le altre 2. Si sono fermate a dormire loro, probabilmente perché le ho viste andare a, che ne so, a avvicinarsi alle camere. Noi 4 più altre 2 magari ci hanno accompagnato a casa. Io adesso, se le Vabbè. dico che non ho mai dormito... Va bene, proprio se ne probabilmente- prendiamo Vabbè, atto. prendiamo pubblico atto. ministero. Benissimo. insistere. Torniamo al suo rapporto con Lele Mora. Con Lele Mora. Allora, lei ha detto che Lele Mora ha mai mediato la sua partecipazione alle serate di Arcora, le domando, intermediato, si è mai interessato alla sua partecipazione No, a parte alle feste del questa Presidente? a parte la telefonata Guardi durante... che il Quella Presidente che ci ha Berlusconi spiegato in questo prima. processo non è imputato, No, no, lo signora. so, ma io le sto dicendo... Ah, ecco, è la Mora. verità. No, certo, Fede sì, sì, Minetti, sì. no, glielo chiarisco. No, lo so, Ecco. sì, sì. No, Lo so lei benissimo. ci ha parlato prima di quello scherzo Sì, esatto, è telefonico stato mentre era in l'unico Sardegna. modo, se vogliamo, Ok. se vogliamo valutarla come un'intermediazione tra me e Berlusconi. Vabbè, è stata sì, l'unica, era soltanto quel gioco lì. Sì, esatto. Ok. Ecco, però io allora le do lettura dell'intercettazione 1824 del 13 agosto 2010 alle 15:28 fra lei e il signor Mora. Lele, stai copiando, vabbè, qui c'è un passaggio di Mora con un altro signore. Sì, non ci Pronto? E lei, Lele, amore, sono Lele. Ciao Lele, scusami se non ti ho risposto. No, dice lei, ma c'è la musica, dove siamo, non disturbi mai, un po' di convenevoli. Allora, poi arriviamo al dunque. Vai tranquillamente. Anzi, la domanda è, non disturbi mai, tutto bene, come stai? Tutto a posto, tutto bene, niente. Ho saputo della chiamata, le dice Lele. Volevo, dice lei, salutare, infatti vai tranquillamente, dice Mora. Ok, e serenamente. Infatti ho chiamato Dani, dice lei, perché ero un po' in difficoltà, veramente, perché ho detto si sono accavallate le cose, non Lele, no. E lei, mi dispiaceva perché ci tenevo a venire con voi.
Poi ho detto: Dani, senti, io così e cosà, mi ha detto no, ma vai tranquillo, tanto comunque mi ha detto che l'ha detto a te, lui, ci ha pensato lui e quindi... E Lele: sì, quando partite? Domani? Domani mattina. Sì, stasera mi vengono a prendere, dice lei, praticamente viene una macchina a prendermi, benissimo, e mi fermo lì, poi domani mattina partiamo direttamente da lì. Certo, vedrai che bene che stai. Donna, veramente? Punto interrogativo, anche perché lì ti sembra, lei, non potrei desiderare di meglio, Lele, sembrerà di andare nel paese, nella Dove, lì nella casa di Michael Jackson, hai presente? Ah, addirittura, sì, no, perché c'è di tutto, tesoro. Neverland, sì, dice lei, a Neverland vado, riso, esatto, la casa dei sogni, oh, wow, non so, esatto, no, infatti sono proprio contenta, noi speriamo di vederci, di che sia un'altra occasione per stare insieme, perché poi è contenta, Lele, beh guarda, io torno il 16 sera, voi quando tornate? Io anche il 16, perché poi il 16 sera devo essere a San Vincent, la finale regionale per la Miss Valle d'Aosta, ok, va bene, ti chiamo il 17, lei dice infatti no, non sto lavorando, al momento non sono all'attivo, va bene, poi dobbiamo anche quindi capire un po' di cose, muoversi per tutto magari. Segue, e sì, va benissimo Lele, così parliamo bene di tutto, bravo, dice lei, infatti con calma ci mettiamo lì e parliamo, va bene, Lele, me lo saluti tanto, hai capito? Ma certo, sicuramente, ti porto i saluti personalmente, guarda, e poi c'è questo passaggio dove le dice Lele, se vuoi fare una cosa divertente, sì, visto che sarai, diciamo, l'infermiera ufficiale, sì, devi fargli, anche lui mi ha detto, devi fargli uno scherzo, devi prendere su quello che misura la pressione, la e poi devi prendere un camicione, un camicio, sai quelli da dottoressa, un camice probabilmente vogliono dire, sì, quello da dottoressa, con sotto niente ovviamente, e le dà dei consigli su cui eviterei, d'accordo? E le dice come agghindarsi per l'occasione. E allora è uno scherzo? Assolutamente sì, hai detto in tono scherzoso. È uno scherzo. E signora, ma si riferisce a quale sua trasferta? Ad Arcore o a Villa Certosa in Sardegna? A Villa Certosa. Quindi Mi ricordo che questa telefonata è stata fatta quando io ero a Villa Certosa. Per la verità la telefonata sembra che lei stia per partire per Villa Certosa. Sì, esattamente. Cioè, se è per partire, lei mi dice per Villa Certosa, ma se è per partire. Prima della partenza un'interpretazione letterale. Io ricordavo che ero, sì, probabilmente ricordavo. Lei lo aveva già conosciuto il dottor Berlusconi prima di andare a Villa Certosa, sì, ovviamente. Certo. Ecco, perché infatti, proseguendo, Mora le dice, comunque impressione ottima, pazzesca, meravigliosa, meno male, grazie, bene, sono contenta. Devo dirti, questi sono i commenti, bene, sono contenta, lei, le dice lei, sì, si prevede un grande futuro per te, amore, le dice Mora. Allora, signora, lei perché informa lasci stare il camice bianco, la biancheria, le cose, sì. Poi ognuno si fa la della sua mia trasferta a Villa Certosa. Esatto. Perché lei informa Lele Mora della sua presenza al cospetto del dottor Berlusconi? Sapeva che io l'avevo conosciuto e quindi... Sì, però, signora, che cosa interessa a Mora che lei vada a Villa Certosa? Perché Mora conosceva Silvio Berlusconi, quindi... Ho capito. Io gli ho confidato di averlo conosciuto e gli ho fatto questa confidenza, non c'era nulla di male. Mi scusi, ma immagino che conoscesse tante persone, no? Sì. Ecco, siccome Lele Mora mi aveva detto che lui lo conosceva, io ho avuto modo di conoscerlo in un'occasione, gli ho fatto questa confidenza e allora poi ci siamo sentiti in quei giorni e ho avuto capito, va bene. Poi lei manda una serie di messaggini, sempre il 13 agosto, più tardi, alle 20:34. Come va? Tutto ok? Un bacione, buona serata, le dice Mora. E lei risponde, ciao Lele, qui tutto bene, tutto super, ok? 3 punti esclamativi. Andiamo ora a cena. Voi tutto ok? Un bacione grande. E poi Mora le risponde a bomba, cioè di seguito, saluta il capo, un bacione e visitalo bene. Quindi lei continua nel corso della stessa giornata ad informare Mora sul suo rapporto. Sì, ci sentivamo diverse volte al giorno. Ma perché? Ci vuole dare una spiegazione logica, auspicabilmente? Logica perché eravamo amici, oltre che collaboratori lavorativamente, quindi ci siamo sentite, mi ha chiamato per sapere come stava, come andava
cose, sapeva che era Villa Certosa, insomma. Quindi per lo stesso motivo per cui eravate amici ha continuato a spiegargli come stava, come andavano le cose. Ok. Ma mi scusi, in quell'occasione a Villa Certosa c'era solo lei? In quell'occasione? Era solo lei ospite del Presidente? No, c'erano altre persone che però anche lì c'erano altre persone che però anche lì non avevo mai, non avevo mai visto prima. Ok. Signora, lei, posso, signor Presidente, lei conosce Daniele Salemi? Sì, l'ho conosciuto. Chi è? Penso lavorasse per l'Elemora. Io l'ho conosciuto durante le selezioni di Miss Italia e poi lo rincontrai dall'Elemora, sì. L'ha rincontrato dall'Elemora. Senta, lei ha detto di avere visto Ambra e Chiara, Ambra Battilana e Chiara Danesi a casa del dottor Berlusconi, dell'onorevole Berlusconi. Lei sa chi le ha portate lì? No, perché io le ho viste direttamente a cena, non so chi, come fossero arrivate lì. Non le risulta che sia stato, che sia stato Daniele Salemi o l'Elemora? No, questo non lo so. O meglio dire. tutti e due? Non le lo risulta? so. Ma lei sa se l'Elemora e Ambra Battilana si conoscevano, se Daniele Salemi e Ambra Battilana si conoscevano? Daniele Salemi e Ambra Battilana credo di sì, nel momento in cui Daniele Salemi presenziava alle selezioni di Miss Italia. Con l'Elemora non lo so, perché quando io incontravo l'Elemora non ci sono mai state né Ambra né Chiara. Senta, c'è un'intercettazione, è la 2845, che intercorre fra Emilio Fede e l'Elemora, in cui commentano la serata del 22 agosto. L'intercettazione è la 2845 del 23 agosto 2010 alle 14:23 e 42 secondi. I due interlocutori, a un certo punto Fede dice, allora, partiamo dalla premessa. Dice, noi abbiamo fatto un po' cotto, abbiamo fatto un po' tardino, dice Fede, l'importante è che siete stati bene, dice Mora. Fede, sì, direi di sì, abbiamo spazzato via, come era prevedibile, spero quella Roberta, e poi la apostrofa in maniera poco elegante, e io non glielo leggo. È una rivista, vero? No, minchia ragazzi, ma sai che innanzitutto quando ha visto quelle due è impallidita. E poi proseguo. Ecco, lei è in grado di spiegarci per quale ragione Fede in questa intercettazione, se le risulta un fatto concreto, mostra così tanto risentimento nei suoi confronti? A me non risulta un fatto concreto, probabilmente dei problemi con se stesso, cioè nel senso io non... che deve risolvere lui. E ho capito. La conversazione prosegue con la narrazione, la descrizione della serata. Vado alla intercettazione del 23/8/2010, 18:40, la 63-7, la 637, tra Minetti e Nicole e la Fagioli. Eccola qua, sì. Allora, anche qui, tanto le parti possono controllare, il Tribunale anche, salterei i passaggi non specificatamente pertinenti, insomma. Nicole, niente, sono qua in piscina, ripeto, siamo al 23 alle 18:40. Dove? Ah, sei rimasta là, dice la Fagioli. Certo, com'è andata? Benissimo, sì, da Dio, sì, bene, e te, ma non torni, prosegue la conversazione. Poi vanno a discutere di chi c'era. Ma anche la Maris è rimasta là? Nicole, io sono stanca morta, minchia, sì, anche la Maristella è rimasta. Barbara, Nicole, sì, e poi è rimasta la Maristella, la Iris, Barbara, le gemelle, la Lisa, la Nina, la Roberta e poi la Marisiel. Tutte, sì, tutte, ah sì. Ora, qui siamo ad Arcore, sempre. Siamo ad Arcore, si fa riferimento alla scena del 22 agosto 2010 e fanno riferimento a una Roberta che è rimasta ad Arcore, e lei? No, visto che ho sostenuto fino ad ora di non essermi mai fermata, probabilmente c'era un'altra omonima. Un'altra Roberta. Un'omonima. Proseguo. Barbara tossisce, hai fatto, le 7 sono distrutta, Nicole, chi eravate? Le solite, tutte, ma va, no, tutti, quindi tu, Lisa, Anna, sì, Maristelle, no? Roberta, sì, com'è? Carina. Molto, molto carina. Secondo me è innamorato, dice Nicole. Barbara, cosa? Secondo me è innamorato lui, di lei, sì, abbastanza. Secondo me sì, dice Nicole, secondo me ha perso la testa. Poi, secondo me ha perso la testa di brutto. No, ha perso la testa, cioè non è innamorato, gli piace da morire, ma anche lì? Punto interrogativo. Sì, no, è una roba pazzesca, ti giuro, non ho mai visto così in tutta la mia vita. Premesso che i sentimenti sono insindacabili e sono più che legittimi. Torno a chiederle, signora Bonasia, magari dà una spiegazione importante. Non so quale Roberta magari ha avuto una relazione sentimentale, il dottor Berlusconi è perfettamente legittimo, e dà una spiegazione.
purtroppo no, non è successo. Purtroppo. Perché sì, non so da cosa fossero spinte. Ecco, che parlino di lei, conversazione. signora Bonasia, Sì, può io essere. le metto anche nelle condizioni di dare dei chiarimenti. Si capisce, secondo il pubblico ministero, che è l'ufficio, anche secondo questo passaggio che adesso le leggo, dove parlano di lei, si vede quando un uomo è innamorato di una donna, tutto assolutamente, dice, ma no, si è rafforzato lì in Sardegna. Cosa? Si è rafforzato in Sardegna. Vabbè, ma io non l'ho mai visto andare in Sardegna con uno da solo. Come no? Non per così tanto tempo, no, dice Nicole, ma figurati, praticamente 2 settimane che sono insieme mattina, pomeriggio e sera. Sì, 2 settimane cosa? Si riferiscono a lei, signora? In Sardegna mi sono trattenuta forse una settimana, anche perché era il periodo delle selezioni, dovevo rientrare per la finale poi di Miss Italia, che poi era a settembre, lì era verso la fine di agosto, quindi sono stata più o meno una settimana. Quindi, ma eravate soli? No, c'era altra Ha già gente. detto che no, che c'erano altre persone. C'erano altre persone. Si ricorda qualcuno dei presenti? Ma mi ricordo in particolare il suo architetto che gli curava i giardini, questa cosa mi è rimasta impressa. Poi c'erano... Ma era ospite, ovviamente. Sì, Insieme a voi. C'erano altre ospite persone? in villa perché, vabbè, dentro la villa c'erano diverse dépendance, quindi poi ognuno dormiva in dépendance diverse, quindi credo che loro fossero all'interno, insomma, li ho visti diverse volte. Altri ospiti oltre l'architetto? Mi ricordo c'erano diverse persone, ma non ne ricordo in particolare nessuno come questi due. Ok. Questo, l'architetto? Ha parlato soltanto dell'architetto? Sì, l'architetto è chi gli curava il giardino, i fiori. Il Ecco, giardiniere? prego. Il giardiniere? Sì. Ok. Penso fosse... Che- Il giardiniere mi sembrava riduttivo perché c'era molto lavoro. No, Vabbè, comunque sì, giardiniere, insomma, sì. L'architetto floreale. Allora, ok. dalla ricostruzione della scena, signora, Sì. però ci dica lei se è possibile il contrario, risultano le seguenti persone, mettiamo così: Battidana Ambra, Barizonte Lisney, Berardi Iris, Bonasia Roberta, Danise Chiara Andrea, De Vivo Concetta, De Vivo Eleonora, Garzia Polanco, Minetti Nicole, Visana Ioana, Tale Marisielle, Emilio Fede, Puricelli, Rossi, Salemi. Non risulterebbe, ci dica lei però se ci sono elementi in contrario, un'altra Roberta, cioè una sua omonima, il 22 agosto. Beh, lì sono tutti gli invitati? Io credo che... Lo domando a lei. Lei io si adesso ricorda non mi una ricordo ragazza che si quanti. chiamasse Roberta? quella sera? Un'altra Roberta presente quella sera? Ricordo io no, ma può essere che ci sia stata, nel senso io non ricordo i nomi di tutte le Certo, invitate, certo. come anche adesso citandomeli se non avessi... Però poiché no. lei si reputa estranea a questo contesto dialogico, estranea, si riferisca a un'altra Roberta, è questo che lei assume qua. Io non so loro a chi si Non riferissero lo so, con certezza, perché è una conversazione fra di loro, potrei Sì. essere io come no, nel senso io non so loro di chi stessero parlando. Beh, mi scusi, però Una Roberta- si dice di lei che era presente e che avrebbe fatto alcune cose, quindi Certo, se lei che ci poi dice io queste cose non le ho fatte, quella Roberta non è lei. Cioè sì, sono stata poi in Sardegna, cioè nel senso alcune cose rispecchiano rispetto alla loro conversazione, Sì, però... ma altre no. Il suo essersi fermato. Io questo non... no. No. Poi anche Ok. l'atteggiamento del Presidente nei miei confronti, o quello che hanno visto Innamoratissimo, loro, queste cose qua. Lei non si riconosce, è questo l'assunto, No, lei non non mi si ricordo, riconosce. No, non si riconosce, Ah, no, cioè, no, come mi la sembra- Roberta di cui parlano loro. questo- ok. perché sennò insomma... Senta signora, le sarebbe domando, stato- lei attualmente percepisce un contributo dal dottor Berlusconi? Quanto? 2.500 euro. Da quando? Preciso, ma, fine dello scorso anno? Fine 2012? Sì, settembre. E perché? È una sua dipendente lei? Perché sa che sono disoccupata e che probabilmente per sua generosità mi Quindi è sta- un contributo del tutto indipendente da questo processo? Sì. Non ha natura risarcitoria per No, un'eventuale no. lesione, dico No, no, eventuale, no, no, nella no. prospettazione di altri testi, da me non condivisa. No. Ecco, No, è risarcimento. una sua Un gentile suo- una sua concessione. regalia. Esatto. Sapendo che lei è in difficoltà in quanto Attualmente disoccupata. non sono occupata. Grazie, non ho altre domande. Grazie. Domande delle parti civili? È un po' difficile? Non ho capito. Si ricorda, l'ha detto lei che si ricorda poco, a volte... Hai ragione Righi, ti chiedo scusa. Prego, vediamo cosa ricorda. Buonasera. Buonasera. Avvocato Castrale, difesa Chiara Danese.
Avvocato Righi, per favore, siamo tutti stanchi, eh? Prego, Avvocato Castrale. La signorina danese l'ha conosciuta prima di quella sera che l'ha vista a casa del presidente Berlusconi. Ella ha Sì. detto sì. Alle selezioni di Miss Italia, Alla selezione di sì. Miss Italia. Quella sera siete arrivati insieme? È arrivata prima Chiara? Ha già risposto no. No, e cioè? Le ho incontrate quando mi L'ha sono incon- seduta al tavolo. Le incontrate, lo ripeta, visto che Quando mi sono seduta al Seduta. tavolo. Ha presente come erano sistemati i posti a tavola? ha detto che ricordo non lo assolutamente. ricorda. Non si ricorda. Si ricorda se c'era Emilio Fede? Io sto Emilio Fede ripeto di averlo visto, ma non ricordo a quale cena. Ok. No, ma facendo riferimento Alla presenza, sì, di Chiara sì. e Ambra. Siccome ricorda la presenza di queste due non- ragazze, si riesce a collegare Non la ricordo. presenza del dottor Fede con la presenza di queste due ragazze. No. Non riesce a collegare. Non riesce a collegarla. Ambra Battilana ha dichiarato qui sotto giuramento davanti a questo tribunale, che Ambra Battilana è un testimone, che quella sera, mentre erano tutte sedute a tavola, è passata questa famosa statuetta e che lei... Gliel'abbiamo ma io ho già bisogno di- chiesto e ha già detto che non ricorda assolutamente Ecco, io la statuetta e che esclude perché di a me- aver praticato fellaccio alla statuetta. Però mi Ok. sembra, signor giudice, che lei abbia usato l'espressione Assurdo. falso. Sì, che ha detto anche che dice il falso. Che dice Sì. falso. E anche questo è stato oggetto delle domande del pubblico ministero. Allora, Lei è io- in controesame, eh? Certo, Glielo allora ricordo. io su questa, se lei conferma che Ambra Battilana abbia detto il falso, le chiedo, lo conferma che Ambra Battilana abbia... Non ha detto, vabbè, ha già risposto alle domande del pubblico ministero. Sì. Microfono. Si va a toccare profili di eventuale responsabilità Ecco, della proprio testa. per questo- Effettivamente. Allora, quello che la Teste ha dichiarato, Avvocato Castrale, è già a verbale, è tutto registrato, ok? Poi saranno le parti a porsi problemi di valutazione dopo. Prego. Dopo la cena, durante la cena ci sono stati dei balletti? No, si cenava, non E ha si già ballava. risposto e ha già Dopo la detto che cena non... siete scese sotto? in Ha questa detto di sala? sì, ha detto non è riesame, è Sì, controesame. Presidente. Allora, di una telefonata, quella del 20, lei usa l'espressione, parlando quella che le ha detto prima il signor Pubblico Ministero, con suo fratello, dicendo ho ricevuto l'invito alle ore 19, non mi conviene andare. Perché non le conviene? Ha usato l'espressione non mi conviene. Si ricorda la telefonata che le è già stata letta. È una precisazione rispetto a quello che ha già dichiarato. Potevo avere un se- qualsiasi altro impegno che mi impediva di andare. E se lo ricorda questo Assolutamente no. Assolutamente no. Come si ricorda, dato che sempre in quelle telefonate già che il Pubblico Ministero le ha letto, quando fa riferimento alle buste e usa il plurale già ricevute con la stessa somma? Ho già risposto. No, lei ha risposto a una domanda del Presidente che riguardava quella No, busta. ha risposto, io le ho chiesto altre volte in precedenza, E non ha nessun ricordo del contenuto economico? neanche. Vabbè, non altre domande. Anche perché non glielo ammetterei se va avanti così. L'altra parte civile ha delle domande? L'altra parte civile presente, ovviamente. Senta, una domanda. Dopo chiedevano lo scoppio dello scandalo, che è venuto fuori questo scandalo, lei si è più recata poi presso le varie residenze del dottor Berlusconi? Sì, certo. E in quale occasione? Non ricordo le date. Non ricorda le date, ma in quale occasione? In altre cene oppure perché si è recato? Altre cene? Sì, perché giustamente c'era agguagliato riguardo alla situazione, insomma, sapeva che eravamo, o comunque io ero in difficoltà e ho chiesto io comunque di vederlo per potergli parlare. Lei era da sola o c'erano anche altre persone in questi incontri? No, c'erano anche altre persone, sì.
Altre persone quali? Ragazze? C'erano altre ragazze, sì, viste ad altre cene. Quando lei dice vi ha ragguagliato, cosa vuol dire? No, ho chiesto io di poterlo vedere per avere un po' di chiarimenti riguardo a questa situazione nella quale mi sono trovata coinvolta da un giorno all'altro. insomma. Riesce a collocarlo nel tempo questo incontro? Perché lei ha parlato di cene, quindi ero, come dire, un po' orientata Dopo che è successo, il periodo è ottobre 2010, viene fuori la notizia. Ecco, lei E poi nel quando gennaio 2011 vengono effettuate le perquisizioni. Sì. 14 gennaio 2011, sì, me l'ho imparato bene. Allora, rispetto a queste date, lei riesce a collocare temporalmente questo incontro in cui lei ha chiesto? Più o meno 2 mesi dopo. Era 2 mesi dopo il gennaio sì, 2011. prima della primavera, cioè Ok. faceva ancora freddo, mi ricordo. Ok. Quindi lei cosa chiede al dottor Berlusconi? Qualche spiegazione riguardo a questo scandalo, insomma. Spiegazioni, cosa vuol dire, mi scusi? Come mai mi sono trovata in mezzo a questo? Se lui Questa poteva vicenda. sapere, se lui potesse sapere qualcosa riguardo a questa situazione, perché io adesso dovevo avere a che fare, comunque dare spiegazioni riguardo a cene normali, insomma, abbiamo parlato di questo. Ok. E il dottor Berlusconi in quel frangente cosa vi ha detto? Di stare tranquille e di dire la verità, quello che abbiamo visto e quello che abbiamo vissuto durante queste famose cene. A questi incontri per caso hanno partecipato anche degli avvocati? No. No, solo e esclusivamente il dottor Berlusconi? Sì. Lei attualmente che rapporti ha col dottor Berlusconi? Adesso non lo vedo da molto e non riesco neanche più a sentirlo, insomma, tramite la sua segreteria. Ok, non ho altre domande. Prego, avvocato. Buonasera. Buonasera. Avvocato Guarini, difensore di Emilio Fede. Procederei con l'esame, Presidente, anche nella mia Era anche lista. una sua lista testi, sì. Allora, signora, torno sulla cena del 22 agosto e provo a porle domande diverse da quelle che fino ad ora Grazie. sono state poste. Ah, pure, Perlomeno essendo in ci esame, provo. in teoria potrebbe. Sono certa però. che lei mi farà notare eventuali ripetizioni. Allora, con riferimento alla presenza di Ambra e Chiara, Sì. che ormai abbiamo collocato nella serata del 22 agosto e che lei aveva precedentemente conosciuto. Ricorda se durante la serata una delle due avesse avuto un malore o ricorda qualcosa? Mi ha rubato una domanda che avrei fatto. Un malore ha Sì, detto? se qualcuno- Se dico, no. No. Adesso non sarei anche intervenuta probabilmente. Lei intendo infermiera, indubbiamente, ne avrebbe avuto anche le competenze. Potevo essere utile. Sempre con riferimento ai rapporti tra lei e le signorine Battilana e Danese. Senta, ma lei rispetto al concorso di Miss Italia chiese loro qualcosa espressamente? Ricorda di aver parlato con loro del concorso ponendo loro una domanda? No, non ho capito la domanda, scusi. Allora, durante la serata, Sì. lei ha già risposto prima, Ok. ha detto parlammo del concorso perché stavamo partecipando Sì, certo, al concorso ok, di Miss sì. Italia. Chiese loro qualcosa di particolare in ordine alla partecipazione al concorso? Sono stata ancora più precisa. No. Parlammo del concorso, delle selezioni, chi aveva vinto, chi sarebbe passata. Chiese ad Ambra, ad esempio, di non partecipare al concorso, le fece questa domanda? Sì, io Fu una chiesi ad discussione tra voi sulla partecipazione No. al concorso Cioè, di Miss Italia? direi No. non tu non fammi la cortesia, non partecipare, Di ecco. partecipare a Miss Italia. No. Senta, quindi non ricorda se Ambra le disse qualcosa in ordine alla sua partecipazione al concorso? No. Va bene. Senta, L'autorizzo a citare la frase, avvocato. guardi, la frase che mi ero notata io era chiese ad Ambra espressamente se intendesse partecipare al concorso, che cosa le rispose Ambra? Perché su questo Ambra ha deposto in aula, volevo provocare Cioè, una risposta. C'è comunque quello che... Sì, Vabbè. sì. Lei non ricorda proprio questa circostanza? No, Ok. Anche perché partecipavamo prima di questa cena, cioè nel senso Sì, lei mi ha partecipavamo detto già che- prima al lei mi ha detto che dopo c'erano ulteriori ci siamo visti selezioni. poi dopo, sì, certo, però non abbiamo parlato della cena. No, aspetti. No, sono io che non ho capito. Mi rendo conto, ma cerco di mettere un po' di... Confusione. Allora, Questa discussione durante la cena. selezioni, Ok. cena, continuano le Ok. selezioni, ok?
nel corso della cena le si chiede se lei abbia chiesto di non partecipare alle selezioni successive. No. No. Ok. Senta, durante la cena, mi riferisco sempre alla cena del 22 agosto, ebbe modo di osservare se l'onorevole Berlusconi dedicasse particolari attenzioni ad Ambra e Chiara? No, perché era una situazione comunque con una ventina di persone e il Presidente dava la giusta attenzione più o meno a tutti gli ospiti, nel senso ci si intratteneva, quindi non ho notato questa differenza, insomma. Senta, le faccio una domanda che le è già stata posta, ma provo a formularla in maniera Ecco che io più diretta. metto pronta nel caso. Ecco. Vada. Senta, con riferimento sempre a quella serata, lei mise le mani sui pantaloni toccando i genitali dell'onorevole Berlusconi? Assolutamente no. Si scoprì i seni per farseli Questo lanciare? gliel'avevano già chiesto, però sì. no, non eravamo andati Non a più così. particolare ulteriore. Proprio zoom Sì. sui particolari, Sì. scusandomi, ma è stato Quelli- oggetto di altre testimonianze, Stiamo quindi qui le a pongo fare- questa domanda. Allora si tratta di, la domanda è, si è scoperta i seni facendoseli baciare? No. Ok. Senta, lei non colloca Fede in quella serata? Non ho detto che non lo colloco, Fede l'ho visto all'interno. No, con Ambra e Chiara. Ha Non detto un che ricordo. non lo Ok, non ha un ricordo. Non ricordo se fosse nella stessa serata. Ricorda se ha già risposto all'avvocato Righi chiarendo così le modalità con cui poi le serate proseguivano nella discoteca. Io le faccio questa domanda. Ricorda di aver osservato donne completamente svestite? No. Ha notato se per caso le ragazze ballando tra di loro si toccassero in maniera lasciva, No. in maniera ricordo, erotica? no. Non ha colto? C'era quindi tanta nulla? gente, io non ho visto questo. Ricorda il comportamento di Ambra e Chiara? Erano presenti in quella seconda parte della serata? Le Sì, come ho colloca? risposto, sì, ci sono stati in quella seconda parte per poco. Cosa facevano? Per poco, ha detto, sono andate via. Sedute? Ballavano? No, le ho viste sedute, fin quando le ho viste io erano sedute, poi ero attirata probabilmente da qualcos'altro, quindi non ho visto cosa hanno fatto dopo. Va bene. Adesso passerei a un velocissimo controesame. Certo. Torno sulla intercettazione telefonica già utilizzata dal dottor San Germano, mi riferisco all'intercettazione 631 del 19 settembre 2010. Gliela rileggo e poi le chiedo il senso di questa telefonata. Nella prima parte, quella che già le ha letto il dottor San Germano, lei probabilmente riferendo a suo fratello Stefano, con il quale stava parlando al telefono, quanto riferitole dall'onorevole Berlusconi, dice: comunque mi ha detto che stasera voleva stare un po' tranquillo a casa sua, però Fede gli ha organizzato una cena. Qui lei ha già chiarito, aggiungo, le leggo il pezzo successivo, e mi ha detto: però se vuoi venire, cioè S puntini puntini, vieni, o se no, se non vuoi venire, io ci sono anche fino a domani sera, sto a Milano. Io gli ho detto che sarei andata domani sera. Quindi Fede organizzò questa cena, almeno così le fu detto, ma lei non era tra gli invitati di quella cena. È corretto interpretare È corretto. così? Grazie, non ho altre domande. Possiamo licenziare le teste? Grazie, può andare via. Grazie a voi.